L'innovazione è questione da surfisti. Saper cavalcare la cresta dell'onda del cambiamento trovando il giusto equilibrio dinamico, indispensabile per restare in piedi di fronte alle sfide del futuro. Questa è la missione dell'imprenditore contemporaneo, questa è la metafora con cui Un'Industria Treviso ha aperto il ciclo di appuntamenti Comprendere per cambiare. Un programma di cultura d'impresa aperto a tutti i soci per riflettere sulle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche che stanno investendo il nostro tempo. Io dico sempre che l'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine e la tradizione è la somma delle innovazioni fatte in passato. Noi dobbiamo cavalcare l'onda dei cambiamenti. Io dico sempre che dobbiamo surfare l'onda del caos. A monte c'è la stasi, a valle c'è il caos, il punto di massima energia è sulla cresta dell'onda, infatti lì si mettono i surfisti, ma ogni onda termina e quindi finché si è in cima all'onda bisogna guardarsi intorno e capire quale onde stanno arrivando, perché nulla rimane fermo, tutto cambia, pantarei dicevano i greci, e quindi la consapevolezza che il cambiamento è l'unica cosa perenne e noi dobbiamo abilitarci ad essere capaci di conviverci in maniera continua. L'iniziativa avviata con successo lo scorso anno viene riproposta ora in un programma di 4 anni che vuole offrire agli imprenditori di marca degli strumenti per guardare con positività al futuro, imparando a cogliere e a sfruttare le opportunità proposte dal cambiamento. Avrà una serie di incontri sia a livello strategico e quindi per leggere appunto le grandi tendenze, i grandi trend di cambiamento, però anche contemporaneamente ci saranno degli incontri più tattici, quindi di come si possono, dopo una volta aver capito questi grandi cambiamenti, come si possa intervenire operativamente nelle varie aziende e nelle varie funzioni delle aziende. Avere il coraggio di cambiare e non sedersi sugli allori del passato. Questo è il messaggio agli imprenditori trevigiani venuto dai prestigiosi ospiti intervenuti al primo appuntamento del ciclo, dal titolo Reagire al cambiamento, istruzioni per l'uso. Mi pare che questa sia una delle terre in Italia in cui le cose tutto sommato non stanno andando male, anche se non c'è magari la stessa euforia di tanti anni fa. Il problema reale è ancora questo, che purtroppo non potendosi fermare mai, anche i successi passati non sono una precondizione semplicemente del futuro. Primo appuntamento che ha visto la partecipazione non solo degli imprenditori ma anche dei loro familiari, perché in fondo anche il surf è uno sport di squadra. Assolutamente sì, oggi abbiamo una partecipazione veramente molto nutrita. Aggiungo che il percorso Comprendere per cambiare non riguarda solamente gli imprenditori ma anche i collaboratori e i familiari, perciò ha una valenza molto più importante di un semplice momento per l'imprenditore. Vuole essere un momento allargato a tutti coloro che partecipano alla vita dell'impresa.